Settima corsa dall'Arcoveggio, un confronto sul miglio, condizionata, che vede al via 10 concorrenti: 1 Abramo Petral, 2 Azzurra Tab, 3 Azzurra Gad, 4 Asia UP, 5 Adelasia, 6 Antares Leone, seconda linea 7 Zagor MTT, 8 Zefiro, 9 Artes MJ, 10 Atomo del Vento. Favori per Asia OP in chiusura, Tommaso Gambino numero 4, macchina che accelera. L'errore di Abramo Petral, mentre sbaglia anche Asia OP. Numero e così in testa 4 ci va Asia Adelasia. OP squalificato. Numero 1 Abramo Petral squalificato. E così in vantaggio dunque Adelasia nei confronti di Azzurra Tab, mentre all'esterno è rimasto Atomo del Vento. Primi 200 in 15,7. Con leader sempre Adelasia, nessuno si prodiga all'esterno. Ora c'è la progressione però in terza corsia da parte di Zefiro. 400 metri in 31,5, Zefiro approfitta del ritmo blando per cercare di portarsi su Adelasia, che ha completato intanto i primi 500 metri di gara, si appresta a terminare i 600 nell'ordine del 47,2, fin qui tutto molto semplice per Adelasia, che guida nei confronti di Azzurra Tab. All'esterno progredisce gradualmente Zefiro, mentre viene in terza ruota ora Artes MJ, anticipato però da Zagor MTT, che ha preso la scia di Zefiro. 1,2,4 per gli 800, ancora andatura molto tranquilla, con un 39 di secondo quarto, chilometro coperto in 1,17,7. Adelasia sempre a fare l'andatura. In seconda posizione Azzurra Tab, all'esterno insiste nella sua progressione Zefiro, poi anche Zagor MTT che cerca di ingabbarsi ai 400 finali. Siamo ora al paletto dei 400 con il 14,7 di parziali, con il quale Adelasia cerca di replicare a Zefiro, che ha in schiena Zagor MTT e Artes MJ. Lungo la corda e senza spazio Azzurra Tab, poi Azzurra Gad. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, Adelasia in calo, è passato intanto Zefiro, e a centropista c'è lo scatto di Artes MJ e di Zagor MTT soprattutto, che prova l'aggancio finale con probabile vittoria ancora per Zefiro, che dovrebbe essersi salvato da Zagor MTT. 1,16,3 il ragguaglio conclusivo. Andiamo a rivedere le immagini finali con Zefiro che passa su Adelasia in calo all'ingresso in retta d'arrivo. Zagor MTT attacca con decisione negli ultimi 80 metri di gara, guadagna terreno nel finale, però deve adeguarsi al secondo posto, e al terzo chiude Artes MJ battendo Azzurra Tab. Successo quindi per Zefiro e Lorenzo Besana. Il training dello stesso Lorenzo Besana, che continua nella sua suite di vittorie. A segno anche oggi Zefiro e Lorenzo Besana.